Il sindaco di Vicenza è finito però nel mirino del comitato Salviamo l'aeroporto, che con un esposto ne ha chiesto le dimissioni per le gravi mancanze dimostrate durante l'alluvione. Il comitato attacca poi anche i lavori che sono stati eseguiti sugli argini di Cresole. Io dico che dalle 11 di sera, quando la polizia si era accorta che a Ponte Pusterle il Bacchiglione stava tracimando, alle 4:30 di mattina sono passate un bel po' di ore. Loro dov'era l'assessore alla protezione civile? Dov'era il prefetto? Dov'era il sindaco? Io mi chiedo se erano a festeggiare Halloween, perché la gente doveva essere avvertita, ma no avvertita. Lui dice abbiamo avvertito, avvertito chi? Gli amici. È una bordata delle sue quelle che la leader del comitato Salviamo l'aeroporto di Vicenza rivolge al sindaco Variati dopo che quest'ultimo ha presentato le sue giustificazioni al disastro dell'alluvione. Per franche quiz, infatti, la mancata allerta ai cittadini sull'imminente esondazione del Bacchiglione in città nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre cade come un macigno specialmente sul sindaco e prefetto del capoluogo, che secondo la sua accusa sono rimasti con le mani in mano. Per il comitato Salviamo l'aeroporto, così che con un nuovo esposto, l'ennesimo, ha chiesto le dimissioni proprio del primo cittadino e del capo della prefettura, ci sono molte voragini da chiarire anche nella ricostruzione dei fatti che hanno portato alla tragica alluvione di Cresole di Caldogno. L'Equizia ha infatti in questo caso fatto riferimento a dei lavori di manutenzione agli argini, poi franati, compiuti alcuni giorni prima dell'alluvione. Sono stati eseguiti in qualche modo non correttamente, si chiede la vulcanica leader del comitato, che ha avvalorato inoltre l'ipotesi avanzata da molti, e però ancora da dimostrare, che la rottura degli argini a Cresole sia stata provocata per impedire che l'acqua compisse maggiori disastri nel capoluogo. La richiesta finale proveniente dal comitato infine riguarda anche la pulizia dei corsi d'acqua di Vicenza, che non viene eseguita a suo dire da troppo tempo.